bisogna rendersi conto che portarsi a casa, condividere la vita futura con un animale non è una cosa così semplice. Però se una persona ritiene di poter arricchire la propria vita grazie alla presenza di un animale o più animali, benissimo. A questo punto io consiglio sempre di rivolgersi a un veterinario di fiducia. Se i cittadini vogliono, possono rivolgersi al consultorio zoantropologico dell'ULSS 6 Euganea e noi siamo a disposizione gratuitamente, diamo degli indirizzi per quanto riguarda appunto la scelta. Ricordiamo che non esiste solo il cane come animale domestico, ma ce ne sono veramente ormai tanti: gli uccellini, i pesci d'acquario, il cane, il gatto, il fureto, insomma adesso cominciano anche i coniglietti, insomma di animali ce ne sono veramente tanti che possono in qualche maniera riuscire a dare una sorta di piacere, se mi permettete il termine, alla persona, e stando bene anche loro, perché è l'ideale, riuscire ad avere un binomio uomo-animale, entrambi con una soddisfazione reciproca. Poi se proprio uno vuole prendersi un cane, benissimo, abbiamo oltre 500 razze di cani, e tra le varie razze possiamo scegliere quello più indicato. Non ha senso che una persona sedentaria si vada a prendere un cane che è particolarmente attivo, perché magari l'ha visto in televisione che fa agility o qualcosa del genere. Ecco, in questo senso noi possiamo riuscire ad indirizzarli. Spesso noi veterinari, ma credo anche le signore del canile, di primo acchito sconsigliamo subito l'acquisizione di un animale, giusto per frenare eventuali esagerate volontà, no? Poi è chiaro che se vediamo che la persona invece è ben motivata, allora cerchiamo di aiutarlo e cerchiamo di indirizzarlo.